Innanzitutto rispondo rapidamente ad alcune domande che sono arrivate dalle sedi collegate in streaming. Una prima cosa, abbiamo ricevuto una domanda che è formulata con una formula e non mi risulta completamente chiara la domanda da un lato, dall'altro faccio fatica a rispondere perché non posso scrivere. Se potessi scrivere in diretta mi sarebbe più facile rispondere. Non avendo qualcosa di pronto già scritto non riesco, quindi chiederei a chi l'ha inviata di mandare magari un chiarimento o di essere più esplicito e poi risponderò magari tramite Moodle mettendo un PDF eventualmente sulla piattaforma. E questa è una prima cosa. Un'altra domanda interessante, la seguente. Sullo schermo ancora vedete scritto questo esponente un numero elevato alla meno 1. In realtà con questa scrittura io non intendo ancora parlare di potenza d'esponente negativo. Allora la domanda era appunto l'esponente negativo, le potenze con esponente negativo si presentano in terza, le frazioni si fanno in prima e quindi questo è un po' complesso. In realtà a questo livello, questo scrivere alla meno 1 vuol dire solo prendo quel numero che è l'inverso dell'altro, torniamo dove avevo definito l'inverso, che era qui, è solo un modo di scrivere questa cosa, quel numero che è moltiplicato il numero che sta scritto dentro le parentesi da 1. In questo contesto non si può introdurre semplicemente come mettiamo il meno davanti a un numero per indicare l'opposto. Qui scriviamo alla meno 1, ma non leghiamolo assolutamente alle potenze, è solo una notazione. Poi, quando si fanno le potenze, magari si osserveranno delle cose e si parlerà di potenze con esponente negativo ricollegandosi anche a questa proprietà qua. Ma quando si introduce questa notazione può benissimo essere solo una notazione, come quando si mette il meno davanti, né più né meno del meno che si mette davanti a un numero, né più né meno della radice quadrata, del simbolo della radice quadrata e così via. Ecco, in più mi si chiede sempre a proposito di questo se è possibile evitare questa definizione di inverso e quindi la notazione alla meno 1 per parlare di divisione tra numeri razionali. Io ci ho pensato per tutte queste settimane a come potevo giustificare la divisione per un numero razionale che non fosse intero e da un punto di vista magari di un problema autentico, come abbiamo giustificato per esempio la sottrazione di un numero negativo facendo ricorso all'uso non so, del conto corrente e cose di questo tipo, non mi è venuto in mente nulla. Quindi questa giustificazione della divisione tra numeri razionali utilizzando l'inverso è l'unica che io trovo consistente. Per me è completamente consistente, nel senso che è consistente con la definizione di divisione che i ragazzi hanno visto alle elementari. In più c'è, vabbè, se vogliamo scrivere questa formula, c'è solo quella notazione lì, però è semplicemente un modo di scrivere le cose, non credo che riescano ad accettarlo, ecco, non occorre fare riferimento alle potenze, si introducono dopo, questa è una notazione e basta. Se qualcuno ha in mente un problema autentico nel quale riesce a giustificarmi la divisione per un mezzo, gliene sarò grato perché io non sono riuscita a immaginarmene uno. Però diciamo pensandoci
a lungo mi sono abbastanza convinta che l'unica spiegazione ragionevole del fatto che dividere per un mezzo è come moltiplicare per 2, per me è questa. E quindi non saprei veramente come evitarla. Quello che consiglio è appunto di non preoccuparsi troppo di questo alla -1, ma di parlare di inverso e di evitare completamente discorsi sulle potenze. Mi dicono che è arrivata un'altra domanda. Da Rovigo, i colleghi sono tutti d'accordo che è importante e utile introdurre ad esempio le frazioni ricorrendo ai numeri posizionati sulla retta, ma risulta difficile adottare questo metodo per sommare frazioni con denominatore diverso. Sì, io vi ho fatto vedere un po' qual è il procedimento, magari gradirei a questo proposito se mi mandaste una domanda magari un po' più specifica riferita alle slide, magari che ho, se c'è qualche punto nel quale volete dei chiarimenti, perché diciamo adesso non vorrei riprendere tutto il discorso, altrimenti non riesco a dire le cose che mi ero prefissa di dire qua. C'è una domanda che forse mi sarei aspettata in questo contesto e che riguarda questa formula. Diciamo la domanda, o mettiamola pure in questo caso, una domanda o forse un'osservazione che mi sarei aspettata a questo proposito è questa. Io ho fatto un esempio particolare, ed è particolare perché qui penso che tutti abbiamo studiato e credo che insegnate che come si fa la somma di due frazioni con denominatore diverso, si prende il minimo comune multiplo, cosa che io non ho fatto. Nell'esempio l'ho fatto perché il minimo comune multiplo è il prodotto dei due numeri. Nella formula qui non ho preso il minimo comune multiplo al denominatore, ho preso il prodotto dei due numeri. E qui ci sarebbe, sì, da approfondire un pochino, forse la domanda che mi è arrivata era riferita a questo e formulata in maniera troppo sintetica. Una cosa che vorrei dire è, sì? Cosa ho fatto? Ah sì, qui c'è K, sì, qui, d'accordo. E il risultato alla fine è giusto, e qui c'è K invece di M, grazie. Quindi qui dove ho messo il cursore adesso c'è una K, l'ho vista adesso anch'io. Allora, scritta la formula così non è forse come la si insegna, perché si insegna facciamo il minimo comune multiplo al denominatore, poi sopra moltiplichiamo. Cosa c'è sotto qui? Sotto c'è, ritorniamo ancora indietro, a una di quelle osservazioni che avevo messo sulla retta, no, più avanti allora, avevo messo sulla retta sul fatto che ci sono dei punti che hanno tanti colori e al teorema di semplificazione. Allora, spesso a scuola si insiste tanto su questa cosa qui, di scrivere una frazione ridotta ai minimi termini. In realtà, ancora, se guardiamo la retta, vediamo una cosa che appunto è scritta in questa slide adesso, che 3/5 e 6 decimi, non importa se lo scrivo 3/5, non importa se scrivo 6 decimi, non importa se scrivo 3.000, 5 millesimi e così via, è sempre lo stesso numero, è sempre lo stesso punto sulla retta. Poi sempre in matematica noi vogliamo fare poca fatica, meno fatica possibile. Allora, se per lo più a scuola è comodo lavorare con i numeri più piccoli possibili, per cui riduco i minimi termini solo per fare dei conti più facili.
Si possono pensare anche degli esercizi in cui è più comodo usare i numeri grandi, ma perché magari si sommano meglio o si moltiplicano meglio. Uno potrebbe sforzarsi di pensare anche a degli esercizi in quest'ottica, però di solito è più comodo usare numeri piccoli per fare somme, moltiplicazioni e così via, si fa meno fatica. Per cui siamo portati a pensare che sia importante ridurre una frazione ai minimi termini. Quindi, però non è così importante in realtà, quello che conta è quel numero, che lo possiamo scrivere in tanti modi diversi, ma è sempre lo stesso numero, è sempre lo stesso punto sulla retta. E allora, quando arrivo alla formula della moltiplicazione, andare più indietro, alla formula della somma con due denominatori diversi, salvo questo errore qui, qui questa frazione, che è il risultato di questa somma di due frazioni con denominatori diversi, non è ridotta ai minimi termini. Per ridurla ai minimi termini dovrei avere al denominatore il minimo comune multiplo tra n ed m. Però è abbastanza semplice con questo percorso arrivare a questa formula e poi far osservare che se m ed n non sono primi tra loro, come nel caso specifico, ma allora si può costruire un altro caso particolare. Io ho fatto un caso particolare con denominatore 2 e 5, ma se facciamo un caso particolare con denominatore, adesso diciamo 12 e 18, allora alla fine riconosciamo che si può utilizzare una formulazione, trovare un modo di scrivere quella frazione ridotta ai minimi termini in cui al denominatore compare effettivamente il minimo comune multiplo. Si può partire da due esempi specifici, uno come quello che vi ho presentato e uno invece con dei denominatori che non siano primi tra loro, e arrivare anche a far vedere che si trova l'altra formulazione col minimo comune multiplo. Eccomi, ripeto la sua osservazione al microfono perché poi dalle sedi si lamentano che non sentono, quindi la ripeto e poi in aula è stato osservato che la maggior parte dei ragazzi fa così. È giusto? Va bene? Magari. Infatti qualcuno ancora fa osservare che nel mondo anglosassone non si fa perché questo è il procedimento, diciamo, più ragionevole. Poi eventualmente se è comodo si riduce la frazione dopo. Bene, io a questo punto andrei avanti con le altre cose che volevo raccontarvi, che secondo me sono interessanti, e sono interessanti soprattutto perché mostrano appunto ancora, cosa che volevo ancora sottolineare, la ricchezza appunto della retta come laboratorio in quale presentare idee sulla matematica, idee che possono anche nascere ai ragazzi. Allora, partiamo di nuovo da una frazione che è un quarto. Abbiamo detto l'unità la dividiamo in 4 parti e abbiamo questo numero che è un quarto. Allora, abbiamo scritto la frazione, un quarto. Abbiamo usato la parola, prendiamo l'unità, la dividiamo in 4. Dividiamo, già ci ricorda l'operazione di divisione. Quindi potremmo dire che se vogliamo scrivere in un altro modo il numero un quarto, potremmo forse fare la divisione 1 diviso 4. E questa è una cosa. Un'altra cosa è anche quella di andare a vedere, andare a rappresentare con la rappresentazione decimale appunto il numero un quarto.
Allora, una possibilità è quella di dividere, la ritroviamo, di fare la divisione, che i ragazzi sanno fare dalle elementari, e un'altra cosa è provare a fare le cose sulla retta. Adesso qui non ho tanti disegni, perché i disegni richiedono veramente ore di lavoro, ne ho fatti tanti e non ero in grado di fare anche su questi. Allora, la rappresentazione decimale di un numero significa scrivere un numero scrivendolo in decimi, centesimi, millesimi e così via. Cosa vuol dire? Vuol dire prendo il segmento unitario, lo divido in 10 parti e vado a vedere per esempio dove sta il numero 1/4 rispetto a questi punti che sono quelli che corrispondono alle frazioni con denominatore 10. Allora 1/4, se andiamo a farlo, non l'ho rappresentato graficamente, ma se andiamo a farlo concretamente, anche perché per vedere le cose giuste avrei dovuto avere una cosa abbastanza grande, 1/4 si va a cascare, facendo il disegno, va a cadere tra 2 decimi e 3 decimi sicuramente, e non coincide né con 2 decimi né con 3 decimi. Vediamo un punto là in mezzo. Allora dividiamo ancora un decimo in 10 parti e otteniamo un centesimo. Andiamo a mettere sul segmento 0, 1 tutti i puntini che corrispondono alle frazioni con denominatore 100, e questa volta ci accorgiamo che il nostro punto 1/4 va proprio a finire nel punto che è 2 decimi più 5 centesimi oppure 25 centesimi. 25 centesimi sappiamo che si scrive anche così, perché quella scrittura corrisponde proprio a dire che prendiamo 0 unità, 2 decimi e 5 centesimi e sommiamo quello che c'è scritto qui. Bene, e col punto 1/4 ci è andata bene. Prendiamo adesso 9 settimi. Beh, 9 settimi, facciamo la solita operazione, dividiamo l'unità in 7 parti, andiamo a mettere sulla retta tutti i punti corrispondenti alle frazioni che hanno denominatore 7 e ci accorgiamo che 9 settimi sta tra 1 e 2 e non coincide né con 1 né con 2. Allora andiamo a dividere l'unità in 10 parti. Mettiamo sulla retta tutti i puntini corrispondenti alle frazioni con denominatore 10 e adesso ci accorgiamo che 9 settimi sta tra 1 più 2 decimi e 1 più 3 decimi, non coincide né con uno né con l'altro estremo. Andiamo avanti, dividiamo in centesimi. 9 settimi cade in questo intervallo e non coincide né con un estremo né con l'altro, allora dividiamo in millesimi. Ancora troviamo che riusciamo a stabilire che sta qui in mezzo, ma non coincide con nessuno di questi estremi. E andiamo avanti, andiamo avanti. Andando avanti, se siamo in grado ancora di fare questi disegni, perché credo che già con i centesimi non ce la facciamo, ammesso che siamo in grado di andare concretamente avanti, ci troviamo sempre in questa situazione qui, che ci fermiamo ad avere al denominatore 10 alla quindicesima e questo punto sarà là in mezzo da qualche parte, ma non coinciderà con nessun punto di quelli scritti lì così. Allora, siccome sappiamo fare le divisioni, però, dalle elementari, sappiamo, con 1/4 sapevamo che ci andava bene, facciamo la divisione, arriviamo a ottenere quel 5 con resto 0. Se dividiamo 9 diviso 7, 7 nel 9 sta una volta col resto di 2, il 7 nel 20 sta 2 volte col resto 6,
il 7 nel 60 sta 6 volte con il resto 4, andiamo avanti, a un certo punto otteniamo di nuovo che il 7 sta nel 20 2 volte con resto 6, cosa che avevamo trovato già prima a un certo punto. E allora da quel punto in poi sicuramente si ripeterà sempre la stessa situazione. Quindi dopo il 2 verrà un 8, dopo l'8 verrà un 5, dopo il 5 verrà un 7, eccetera. Non c'è scampo, ritornerò a ripetere la stessa cosa. Allora arriviamo a dire che c'è una cosa periodica che si ripete e usiamo questa notazione. Diciamo che il numero 9 diviso 7 in rappresentazione decimale si scrive come 1 punto o virgola, come preferite, 2, 8, 5, 7, 1, 4 periodico e la barretta sta sopra ai numeri che sicuramente si ripetono. Il fatto che questo si ripeta si scopre guardando il fatto che ricompare lo stesso numero con lo stesso resto e quello per forza di cose fa sì che il risultato si ripeta infinite volte. Ma questo mi dice anche che questa cosa qui mi dice anche che con quello che cercavo di fare prima non finisce mai, mi troverò sempre il punto, non coinciderà mai con un punto che corrisponde a una frazione con denominatore una potenza di 10. Quel numero lì andrà sempre a finire in un punto che non è una frazione con denominatore una potenza di 10. È però un punto corrispondente a una frazione. Come posso fare Vogliamo vedere ancora alcune cose su questo. Cosa significa questa scrittura? Questa scrittura significa questo. Allora, diciamo, siamo partiti da 9 settimi adesso, abbiamo fatto questa divisione, abbiamo ottenuto questo risultato, che è un numero decimale periodico. Adesso faremo delle cose su questo numero qui, per dire, dato un numero decimale periodico, questo si può scrivere come una frazione o no? Vabbè, questo lo sappiamo che è 9 settimi adesso, avrei potuto partire da un altro, ma voglio farvi vedere che cosa significa questo numero scritto e dove possiamo andare, dove possiamo arrivare con questo. Allora, scrivere questo numero significa scrivere un'unità, poi potrei scrivere più 2 decimi, più 8 centesimi, più 5 millesimi, eccetera, ma siccome c'è questo gruppetto di cifre che si ripetono, posso dire che qui ho 2, 8, 5, 7, 1, 4 fratto 10 alla sesta, più lo stesso numero di cifre fratto 10 alla dodicesima, più lo stesso gruppetto di cifre fratto 10 alla diciottesima, più, e vado avanti così, dove questo 10 alla sesta viene prima elevato alla seconda, poi elevato alla terza, poi alla quarta, alla n, e non mi fermo mai, devo andare avanti all'infinito. Questo lo scrivo, questo è sbagliato, questa formula scusate è sbagliata, ecco questa è giusta. Questo lo posso scrivere in forma sintetica così. Allora, non guardate l'ultimo, ecco, lo tolgo così non si vede. Qui in questa scrittura il numeratore è sempre uguale, quindi lo posso raccogliere e posso scrivere che questo è 1 più 2, 8, 5, 7, 1, 4 che moltiplica 1 fratto 10 alla sesta più 1 fratto 10 alla dodicesima più e il termine ennesimo sarà 1 fratto 10 alla 6 elevato alla n. Va bene?
Quindi in forma sintetica scrivere questo 1 su 10 alla 6 più 1 su 10 alla 6 alla seconda, 1 più 10 alla 6 alla n, se avessi una somma finita, direi somme per n che va da 1 a k, ma siccome devo andare avanti all'infinito lo scriviamo in forma sintetica come questo simbolo sigma che sta per sommatoria da 1 all'infinito con n numero naturale di questo 1 su 10 alla 6. Allora, vediamo adesso, vorrei concentrarmi su questo numero che sta scritto qua. Vediamo se possiamo calcolare questo numero. Allora, è una somma di infiniti termini, tutti positivi. I termini sono sempre più piccoli. Allora, prendiamo un numero, adesso lo facciamo in generale, con un numero A compreso tra 0 e 1, e vogliamo vedere cosa succede se facciamo 1 che sarebbe A alla 0, più A alla seconda, più A alla terza e così via. Allora mi metto sulla retta di nuovo e prendo il segmento lungo 1, il segmento lungo A e vado a finire in 1 più A, poi prendo un segmento lungo A al quadrato e vado a finire in 1 più A al quadrato, poi A al cubo e vado a finire nel punto 1 più A al cubo, 1 più A quadro più A al cubo e così via. Se vado avanti all'infinito, dove vado a finire? Allora, quando sommo infiniti numeri positivi, può essere che io vada avanti all'infinito, cioè che mi allontano per sempre, per esempio se faccio 1 più 1 più 1 più 1, sono destinato ad andarmene via. E può darsi, in altri casi, quando sommo numeri positivi, che invece mi avvicino a un punto che non se ne va via. Preciso. Allora, cosa possiamo dire di questa cosa qui? Vediamo se la geometria ci aiuta in questo senso. Allora, cominciamo col prendere il segmento di lunghezza 1 e su questo costruiamo un quadrato. Non so se sembra un quadrato, dovrebbe esserlo, però sì, qui io lo vedo un po' più allungato. E costruiamo il quadrato di lato 1 su questo segmento. Poi, sul segmento di lunghezza A che gli ho messo vicino, costruiamo il quadrato di lato A. E tracciamo questa retta, adesso ho tracciato un segmento per dire il vero, però il segmento che passa per l'estremo sinistro in alto del primo quadrato e l'estremo sinistro in alto del secondo quadrato. E l'ho allungato anche un po' fin qua. Sicuramente riconoscete che in questa figura ci sono tante figure simili fra loro. Andiamo avanti, prendiamo il segmento di lunghezza A quadro che avevo messo vicino e costruiamoci il quadrato sempre collato uguale alla base, insomma, a quadro. Ci accorgiamo che siccome il rapporto di similitudine tra il primo e il secondo quadrato e il secondo e il terzo è lo stesso, il rapporto di similitudine tra qui è 1 fratto A e tra questo e questo è ancora 1 fratto A, allora questa retta passerà ancora per questo punto, l'estremo, il vertice in alto a sinistra del quadrato e così via. Posso andare avanti, posso guardare tutta la retta passante per quei due punti all'inizio, questa
sicuramente non è una retta parallela all'asse, alla retta che avevo fissato prima, se A è più piccolo di 1, e quindi sicuramente intersecherà la retta da qualche parte. Allora, adesso se io vado avanti a sommare A alla quarta e così via, cosa potrà succedere? Per esempio, posso prendere questa parte del piano, concentrandomi sulla retta, e posso zoomare, andare a ingrandire quella figura lì. Cosa vedo? La figura da cui ero partita, salvo il fatto che il primo segmento non è lungo 1 e il secondo A. Il primo è lungo A al cubo, il secondo è lungo A al quadrato. Il primo è A al cubo, il secondo A alla quarta. Però il rapporto di similitudine è lo stesso, la retta è la stessa di prima e posso andare avanti. Se io voglio sommare tutte queste potenze che erano A su n, di sicuro non posso superare questo punto qui, perché quando vado ad aggiungere un quadratino, questo mi finisce sempre prima di quel punto lì. Posso andare avanti, ma per similitudine sono sempre prima di quel punto lì. Quindi quella somma di quei numeri che erano infiniti, e quindi non posso calcolare quella somma come ho imparato a calcolare le somme alle elementari, perché non finisco mai di sommare. E però qualcosa sarà un punto, che sarà questo numero qui, che di sicuro non può andare oltre questo punto qui. Supponiamo che stia proprio prima di quel punto là. Ma se fosse così, di sicuro prendendo n abbastanza grande, e cioè A alla n abbastanza piccolo, uno dei quadratini che vado a costruire di lato A con n mi va a finire dopo quel punto. E quindi non può stare dopo il punto corrispondente alla somma di quegli infiniti numeri, non può stare dopo il punto di intersezione tra quella retta rossa e la retta sulla quale io ho messo i numeri, ma non può stare neanche prima. E allora deve essere per forza quel punto lì. Allora, quel punto che ho ottenuto in quel modo è il punto che corrisponde a quella somma. Benissimo. Ma adesso possiamo dire ancora qualcosa di più. In questa figura che abbiamo fatto ci sono tante figure simili tra di loro. In particolare, questo triangolo che ho evidenziato in verde è simile a questo triangolo che ho evidenziato in azzurro. Ora, cosa significa, per esempio, una delle conseguenze del fatto che questi due triangoli sono simili è che il cateto, o possiamo esprimere, diciamo, scrivendo la proporzione che il cateto lungo di questo triangolo sta al cateto, la lunghezza del cateto lungo in questo triangolo sta alla lunghezza del cateto corto di questo triangolo, come la lunghezza del cateto lungo in questo triangolo sta alla lunghezza del cateto corto in questo triangolo qui. Quanto sono lunghi questi triangoli, questi cateti? Questo è lungo 1, questo è 1 meno A. Allora, la somma di quegli infiniti numeri, che è la lunghezza di quel cateto lungo nel triangolo grande, sta alla lunghezza del cateto corto nel triangolo grande, che era 1, come la lunghezza del cateto lungo nel triangolo piccolo, che era 1, sta alla lunghezza del cateto corto del triangolo azzurro, che era 1 meno A. E allora quel numero che è la somma di quei numeri là è 1 fratto 1 meno A. Quindi non solo con questa osservazione geometrica abbiamo scoperto che in qualche caso, non sempre, ma in qualche caso
si possono sommare infiniti numeri e ottenere un numero. Non solo, ma in questo caso qui, questo numero lo possiamo anche calcolare ed è questo numero qui. Ed è la geometria che ci dice questa cosa. Una curiosità, questo risultato, in realtà, allora, prima diciamo una cosa che non è una curiosità, è una cosa importante. Sommare infiniti numeri necessariamente è una cosa che passa attraverso un concetto sicuramente estremamente difficile, che si introduce non in tutte le scuole, neanche prima della maturità, ed è il concetto di limite. Ed è un concetto che comunque è un concetto difficile, un concetto molto sottile. Quando è che noi l'abbiamo usato? Facendo questa costruzione. Qui, quando abbiamo detto questo punto non può andare oltre, non può stare tanto prima, qui sotto c'è un'idea di limite. Allora arrivare a una formalizzazione di concetto di limite è assolutamente fuori dalla portata di una scuola media, però questa idea geometrica che ci si può avvicinare a un punto, non si può superare, si può andare vicino quanto si vuole, forse è comunque un'idea che è un po' intrinseca nella retta e sulla quale magari si può far parlare i ragazzi per vedere che comincino a pensare anche a queste cose, a ragionarci senza poi tirarne fuori necessariamente qualcosa, però sono proprietà interessanti che riguardano la geometria ma che riguardano anche gli insiemi numerici e che possono comunque incuriosire, perché è curioso sommare infiniti numeri e trovare un numero e non andarsene via all'infinito e così via. Quindi sono comunque cose che possono, secondo me, un pochino stimolare la curiosità dei ragazzi, senza per questo pretendere che debbano per forza comprendere queste cose fino in fondo e così via. Un'altra cosa, e questa è una cosa interessante, è curiosa, diciamo, il fatto che che valga questa ultima formula che c'è scritta qui, è una cosa che si può dimostrare quando facilmente, vabbè, dopo aver fatto la definizione di limite, ma si può anche intuire facilmente quando si sa fare la divisione tra polinomi, che è una cosa che si fa comunque alle scuole superiori. E però è una cosa immediata, abbastanza immediata, salvo che c'è un piccolo passaggio al limite, ma anche questo abbastanza intuibile. Questa presentazione che vi ho fatto qui con le similitudini e che io trovo molto, molto carina, perché si vede appunto, si basa soprattutto sul concetto di similitudine che comunque si fa alle scuole medie, in realtà è dovuta a uno studente che l'ha proposta a un suo professore, il quale l'ha pubblicata nel 1998. Quindi è una cosa anche abbastanza recente. Qualche volta discutendo con i ragazzi, su queste cose non credo alle scuole medie, però ci sono svariati esempi di questo tipo di dimostrazioni geometriche sui numeri razionali, per esempio. Ce n'era un'altra che mi sarebbe piaciuto proporvi, ma sicuramente non ne ho il tempo, che sono state pubblicate dopo che alcuni docenti negli Stati Uniti hanno presentato questi argomenti in classe attraverso dei laboratori e gli studenti, qualche studente sicuramente molto brillante, ha trovato un'interpretazione, un modo di vedere il problema così del tutto originale e anche particolarmente semplice o facile da costruire, che porta a disegni semplici da fare. Quindi sono cose che assolutamente la scuola media
non credo che i ragazzi abbiano ancora la maturità per arrivare a queste cose, però vale sicuramente la pena di proporre qualche attività e comunque di ascoltare i ragazzi, perché qualche volta hanno delle idee che sono interessanti, magari diverse da quelle che si trovano abitualmente sui libri, eccetera. Quindi sicuramente li stimola e possono uscire delle cose di interesse per i ragazzi e anche per i docenti. Ecco, quindi abbiamo scoperto, adesso andrò rapida perché il tempo sta un po' scorrendo. Allora, abbiamo scoperto che vale questa formula. Allora, noi da dove eravamo partiti? Eravamo partiti da qua e questa formula che abbiamo ottenuto noi ce l'abbiamo scritta qui. Invece di A c'è scritto 1 su 10 alla sesta, ma la formula è la stessa. E c'è ancora una piccola differenza, che nella formula di prima si partiva da 0 e qui partiamo da 1. E questo si aggiusta facilmente. Così, aggiungendo anche lo 0 e togliendo 1, perché significa sommare 10 alla sesta elevato alla 0, che fa 1, quindi lo aggiungo e lo tolgo, in modo da trovare esattamente quella somma che abbiamo scoperto quanto fa, e dove al posto di A abbiamo 10 alla sesta. A questo punto, siccome noi sappiamo quanto vale questo numero, qui scriviamo che quello vale 1 fratto 1 meno A e adesso facciamo quell'operazione che è scritta qui tra parentesi. Beh, innanzitutto scopriamo che questo è un numero razionale. Allora, se A è razionale, quella somma di infiniti numeri costruiti in quel modo è un numero razionale ed è scritto qui. E cosa fa? Fa questo numero qui, che è quella regola che c'è scritta su tutti i libri su come si fa a passare da un numero periodico alla sua frazione corrispondente. Si prende il periodo, si scrivono al denominatore tanti 9 quanti sono le cifre che compongono il periodo, sopra si scrive il periodo e poi si deve aggiustare quello che c'è scritto prima della virgola. E qui lo vedete come si aggiusta. Ecco, quindi questo è il modo di vedere come viene fuori quella regola. Ora non dico che a scuola forse si possa proporre questa cosa qui, però magari in qualche forma si può anche provare, se uno vuole provare a vedere cosa succede, forse un'attività può venire fuori. La cosa curiosa è che io trovo curiosa, ma non solo io, tanti, è che vedete che questa regola, ho un numero periodico, voglio scrivere la frazione equivalente, io vi dico se lo devo fare faccio così, perché la regola non me la ricordo mai. Non so come facevo alle medie, ma di sicuro oggi passo sempre attraverso questa formula qui. Tuttavia viene comunemente accettato il fatto che sì, e lo fanno anche i ragazzi, dire sono un numero periodico, per scrivere la frazione equivalente scrivo tanti 9, quante sono le cifre del denominatore, faccio così, perché è una regola, mi hanno detto che faccio così, fine. Ma la giustificazione non si vede di solito. Poi c'è questa questione del periodo 9, cioè i numeri che contengono, se ci sono dei numeri periodici in cui compare il 9 periodico. Allora, in realtà si può dimostrare che, per esempio, prendiamo uno per tutti, 0.9 periodico, questo non sarà mai il risultato di una divisione.
non c'è nessuna possibilità di scrivere un numero diviso da un altro e che venga fuori 0,9 periodico. Allora già se mentre quella regola di prima, che è un po' complicata da giustificare, avete visto, abbiamo bisogno di passare attraverso una somma di infiniti termini, questa giustificazione che vi ho dato mi sembra anche abbastanza semplice, però resta comunque una cosa complessa. Adesso, come si può vedere questa cosa qui? Proviamo a usare quella regola di prima. 0,9 periodico. Che cos'è? Beh, sarebbe 9 decimi più 9 centesimi più 9 millesimi più, vado avanti, 9 su 10 alla n più e vado avanti senza mai fermarmi, ed è quello che ho scritto qui. In realtà qui ho scritto aggiunto 1 e tolto 1 per avere la formula che abbiamo ottenuto prima. Qui posso... no, allora anche qui c'è un piccolo errore. No, è giusto. No, qui c'è un piccolo... Qui c'è un errore nella prima formula, perché nella prima formula dovrebbe essere meno 9. Qui è sempre... La prima formula ci deve essere un meno 9, quella giusta è la seconda. Quindi non guardate quello che c'è scritto nella seconda formula. Qui di nuovo usiamo la formula che abbiamo scoperto prima, facciamo questo calcolo e troviamo che 0,9 periodico sarebbe 9 per un nono. Ma 9 per un nono vuol dire fare 9 diviso 9. Non mi viene 9 periodico, se faccio 9 diviso 9 mi viene 1, anche se proprio faccio la divisione. E questo peraltro è la dimostrazione, è una dimostrazione che 0,9 periodico è il numero 1. E questa è una cosa che i ragazzi fanno proprio fatica ad accettare. E, appunto, sempre guardandomi un po' in giro su queste cose qui, insomma, o se cercate le lezioni del professor Sbardone, sempre nell'ambito di questo progetto, i Lincei per la scuola che lui ha tenuto a Roma e a Napoli, ci sono appunto varie frasi che sono state registrate nelle scuole ci credi al fatto che 0,9 periodico è 1, e si trovano tutte delle risposte anche divertenti da parte dei ragazzi, perché è una cosa che è difficile da accettare. Stranamente la regola di come si passa da un numero periodico alla frazione l'accettano. Però, diciamo, ecco, questo è un modo per giustificarla. Ora, è una cosa difficile da giustificare. Avete visto che i passaggi non sono tutt'altro che semplici, però io sono abbastanza convinta del fatto che se un docente ha ben chiaro un procedimento di dimostrazione, poi su qualche punto si può anche un pochino barare in classe, o si può dire a questo punto mi credete, oppure trovare qualche modo di far accettare un passaggio difficile o una notazione difficile, però è possibile fargli comprendere che queste cose hanno una giustificazione rigorosa e ben precisa. Ecco. Ci potrebbero essere anche altre dimostrazioni del fatto che 0,9 periodico è uguale a 1, ma direi che ne avevo un'altra rigorosa, la potrete vedere scritta nei lucidi che saranno messi comunque a disposizione, ma ora la salto. Tenete presente che a volte ci sono delle dimostrazioni invece non rigorose, che sembrano ragionevoli, ma che magari sono un po' ingannevoli, nel senso che usate in quel contesto vanno abbastanza bene, ma se si usa la stessa tecnica in un altro contesto
si ottiene qualcosa di sbagliato, ma non voglio, anche qui se per caso cercate le lezioni che si trovano, gli appunti, le slide che si trovano sul sito dei Lincei del professor Sbordone, c'è qualche esempio di questo tipo. Ora andiamo avanti e diciamo una cosa su cui abbiamo sorvolato, dico ancora rapidamente due cose, poi concludiamo. Una cosa su cui abbiamo sorvolato all'inizio, io ho detto prendiamo, per introdurre le frazioni, prendiamo il segmento di lunghezza unitaria e lo dividiamo in n parti uguali, va bene, però come si fa questa cosa qui? È un problema concreto, se noi vogliamo fare della retta un laboratorio, nel senso di dire ai ragazzi, non so, facciamo 2/5 più 1/2 e lo facciamo sulla retta, i ragazzi devono essere in grado di rappresentare il punto 2/5, rappresentare il punto 2/2 una volta che si è fissato il punto 1. Come si fa? Beh, intanto questa può essere una bella attività da fare, forse in collaborazione anche con non so, i docenti di, non so come si chiama, di tecnologia per esempio, che fanno fare il disegno con riga e compasso, e che è una cosa classica matematica, il problema delle costruzioni con riga e compasso, e che è legato alle frazioni, se le rappresentiamo sulla retta. Adesso vi presento un modo, ce ne sarebbe un altro carino che appunto è sempre stato trovato da 2 studenti di liceo negli Stati Uniti, mentre il professore spiegava questo metodo che io vi faccio vedere. Questi 2 studenti chiacchieravano tra di loro, il professore li ha lasciati fare perché tanto sapeva che erano bravi, ha detto vabbè, e alla fine quando lui ha finito ha detto ma professore, noi avremmo trovato quest'altro modo, e funziona. Però non ho tempo di presentarvelo, vi presento quello che può essere classico, ed è quello di prendere, sempre di usare un po' di geometria, di prendere una retta, una semiretta uscente dallo 0, da quel punto che abbiamo indicato con 0, e col fissare un segmento su questa retta. Dato un segmento, è facile col compasso raddoppiare, triplicare questo segmento, basta puntare il compasso nell'estremo del segmento e la punta sullo 0, tracciare la semicirconferenza, e dove si interseca con la retta si è raddoppiato. Poi si ricomincia e si riporta al segmento più volte. Quindi da un segmento moltiplicarlo con il compasso è semplice, e quindi andiamo a mettere i multipli di questo segmento su questa retta. Facciamo un esempio con un terzo per non fare troppe cose, quindi triplichiamo il segmento che abbiamo fissato su questa retta qui, e poi forse adesso è immediato pensare cosa fare. Prendiamo la retta che congiunge questo punto con questo punto, poi da questo punto portiamo la parallela alla retta precedente, e a questo punto per similitudine questo punto qui è il punto corrispondente a un terzo. Quindi questo è un modo di costruire le frazioni concretamente sulla retta. Chissà che i vostri studenti non ne trovino altri. E vabbè, l'ultima domanda ancora che è rimasta aperta è: quanti sono i numeri razionali? Sicuramente la risposta è tantissimi. Una proprietà importante è quella che chiamiamo densità dei numeri razionali, che dice che dati 2 numeri razionali, in mezzo ce n'è sempre un altro. Per esempio il punto A, dati 2 numeri razionali A e B, A più B fratto 2 è ancora razionale e sta tra A e B. Una cosa carina anche questa, sempre trovata allo stesso modo di prima da dei ragazzi che sembravano chiacchierare in classe,
il sogno di tutti gli studenti fare la somma tra due frazioni sommando il numeratore e sommando il denominatore, cosa che sappiamo che non si può fare. Tuttavia questo numero qui sta sempre in mezzo, dati A e B, questo numero A uguale H fratto n e B uguale K fratto n, sommando il numeratore e sommando i denominatori si ottiene un numero che sta lì in mezzo. Anche questo l'hanno trovato appunto gli studenti americani e il loro professore poi l'ha pubblicato su. L'ultima domanda, a quanti sono i numeri razionali? Sono tanti, sono tantissimi, tant'è che ogni volta che ne fisso due ne trovo un altro in mezzo, e anche più di uno, anzi infiniti. Allora tutti i punti che stanno sulla retta li posso scrivere come numeri razionali? E questa è la grande domanda e la risposta è no. Ci sarebbero tante cose da dire, ma anche qui diciamo il modo di far vedere che c'è almeno un punto sulla retta che non corrisponde a nessun numero razionale è quello di costruire il quadrato di lato 1, prendere la diagonale. Il teorema di Pitagora ci dice che la lunghezza di quel segmento è radice di 2, bisognerebbe dimostrare che non è razionale, e il punto corrispondente sulla retta lo troviamo ancora utilizzando il compasso, e quel punto lì sicuramente non corrisponde a nessun numero razionale. E poi arriviamo quindi a parlare di irrazionali e poi dire che i numeri razionali insieme agli irrazionali sono l'insieme dei numeri reali, e questi sì, adesso rappresentano tutti i punti sulla retta. Questo insomma è sicuramente un argomento molto più complesso, insomma, però questo direi che esaurisce quello che si può raccontare un po' sui numeri razionali e irrazionali in una scuola media, insomma, anzi molte delle cose che vi ho detto oggi forse sono difficili da raccontare, però ecco, io concluderei qui. Se ci sono domande o osservazioni abbiamo ancora 5-10 minuti a disposizione, se avete domande. Sulle serie numeriche, Sì. il professor Giorgio Tommaso Bagni, in un suo volume intitolato Matematici, proponeva un'attività pratica che prendeva spunto da uno dei paradossi di Zenone, il più famoso, insomma, no? Sì. E quindi proponeva di tagliare delle striscioline che corrispondessero sostanzialmente al percorso della tartaruga, va bene, ad ogni intervallo di tempo. Sì. E dimostrava che sostanzialmente ad un certo punto sommavamo queste striscioline e giungevamo alla convergenza proposta. Ecco. Questo potrebbe essere un altro modo per avviare i ragazzi, ecco, in modo pratico ad un concetto che ovviamente alle medie io non mi sento di poter Ma assolutamente, cioè, insomma, si introduce in quinta liceo scientifico il concetto di limite, o alla fine della quarta, insomma, comunque io credo che il concetto di limite sia davvero un concetto difficile da acquisire, però appunto il paradosso di Zenone che rientra in questo caso qui, perché è il caso in cui A è uguale a un mezzo. Il paradosso di Zenone, di Achille della tartaruga, è che Achille per raggiungere la tartaruga deve percorrere prima metà strada tra lui e la tartaruga, poi deve percorrere un quarto, poi un ottavo, e quindi non arriva mai. Ed è esattamente quello che vedete qui, se partite da A uguale a un mezzo, se dobbiamo andare da qui a qui, devo andare prima un mezzo, poi un quarto, poi un ottavo, e è vero che se faccio un passo da un mezzo, un passo da un quarto e devo fare infiniti passi non posso mai arrivare, però in realtà il segmento ha quella lunghezza ed è la somma di quella serie. Ecco. Però la cosa, diciamo, che qui
conta è che sì, si può intuire che si va a finire da qualche parte, si va a finire da qualche parte e questo giustifica quella formula, insomma, del passaggio dei decimali periodici alle frazioni. Ecco, ribadisco ancora una volta che questo percorso che abbiamo fatto oggi ovviamente può suggerire delle attività da fare o dei modi di proporre alcuni argomenti ai ragazzi. Non credo che uno possa a scuola approfondire tutti questi argomenti in questo modo di laboratoriale, diciamo. Magari ciascuno di voi, a seconda dei suoi gusti, potrà eventualmente proporre ai ragazzi su alcuni argomenti questo tipo di approccio, poi su altri ovviamente bisogna insegnare talmente tante cose che magari bisogna invece dire beh, questo si fa così e si va avanti. Ecco. Sono arrivate domande? No. Va bene, allora direi che possiamo anche chiudere qui. Io eventualmente vi manderò, avrei qualche idea su cose che si possono fare, magari metterò del materiale sulla piattaforma, quindi dovreste ricevere le email, poi metto sempre anche l'avviso che ho inserito del materiale e quindi possiamo comunque rimanere in contatto tramite la piattaforma se avete anche voi osservazioni, suggerimenti, proposte di attività su questi argomenti che abbiamo affrontato, ben volentieri.